Secondo Wine News, la vendemmia 2011 sarà ricordata come quella di un anno record per la scarsità di uve raccolte. Infatti, è dal 1948 che non si assiste ad un raccolto tanto magro, con 40,3 milioni di ettolitri, un quantitativo inferiore del 14% sul 2010. Complici le bizzarrie del tempo. La vite, fino a metà agosto, è riuscita a superare i momenti di criticità anche perché le basse e le alte temperature, nonché le piogge, anche se fuori periodo, sono capitate quasi sempre nei momenti di necessità della pianta. La situazione è peggiorata quando il caldo torrido sembrava non voler finire più, ma la qualità, anche se è un po' presto per tirare le somme, i riscontri di cantina confermano ottimi livelli per i vini prodotti dalle uve vendemmiate precocemente. Una certa eterogeneità si riscontra in quelli prodotti a cavallo delle bizzarrie del tempo. Sempre secondo Wine News, in tutti si manifesta una forza alcolica di grande considerazione, non sempre però supportata da un altrettanto contenuto in acidi. Complessivamente pare che il 2011 per i bianchi sia alquanto interessante con punte di ottimo e di eccellente. I vini rossi evidenziano un colore intenso, dato da una carica polifenolica di tutta considerazione, con indubbie possibilità di evoluzione. Nell'occasione della cena di gala Tesori tra le mura, che si è svolta all'Istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana il 15 novembre, abbiamo intervistato l'enologo Aldo Lorenzoni, che ci ha descritto qual è la situazione nelle nostre zone. Tutto è andato bene fino quasi alla fine di agosto. Per certi versi avevamo anche incantinato delle uve meravigliose, soprattutto le precoci, parlo un po' in generale nel Veneto, no? Quindi una stagione che direi eccezionale fino alla metà di agosto. Poi questo caldo improvviso, questa affa, questa pioggia poi che non arrivava ci ha fatto un po' tremare per alcune varietà, però per fortuna poi sono tornate le temperature ideali ed oggi il Veneto veramente possiamo dire è forse l'unica regione in Italia che abbiamo visto che mentre tutti gli altri perdono dal 5 al 20%, il Veneto sostanzialmente ha fatto la stessa produzione o anche qualcosina di più rispetto all'anno scorso. Direi buona qualità, ma anche abbiamo del prodotto in un momento in cui il mercato lo richiede, quindi ho visto tanti sorrisi sulle facce dei nostri produttori. Cosa ne pensa del fatto che il novello si dice non va più di moda? C'è stato, se vogliamo, una trasformazione del gusto. Se una volta, qualche anno fa, sembravano floreggiare vini molto importanti col corpo pieno, vini impegnativi, magari con sentori di legno, oggi la gente preferisce vini facili, più semplici, più immediati, freschi e che accompagnino, se vogliamo, quello che veramente mangiamo tutti i giorni, dei piatti molto semplici e anche molto digeribili, quindi avere vini troppo strutturati non andava bene. Il fatto che apprezziamo molto questi vini più giovani, se vogliamo, in qualche modo ha tolto opportunità al novello, ma io sono sicuro ancora un po', qualche anno anche lui, e poi ritornerà, perché è giusto così: bianco, rosso, novello, dolce. Quindi quest'anno con cosa accompagneremo le castagne? Abbiamo tantissimi vini freschi che hanno corpo, che hanno una buona acidità e che si accompagnano benissimo alle castagne. Stanno tornando di moda dei vini da bere giovani che poi assaggeremo durante tutto l'inverno, durante tutta la primavera nella loro evoluzione. Il consumatore ama capire come evolve il vino oggi. 2011 abbiamo detto un ottimo millesimo e ci attendiamo per il 2012 tantissimi grandi vini. Assoenology spiega che le vendite all'estero sono aumentate rispetto al 2010, performance importanti visto che l'anno scorso è stato esportato quasi il 50% della produzione nazionale, il che significa che i vini italiani, sia pure con cauto ottimismo, stanno tornando a volare.